il Coghinas per rimanere quantomeno agganciato al treno playoff, il Castelsardo per evitare di essere risucchiato dalle sabbie mobili della zona retrocessione. Attenzione a Serra, si allunga, poi riesce a mettere in mezzo per Radovanovic, la sblocca lui, se non lui, il 32enne di Belgrado, Predrag Radovanovic al 14esimo del primo tempo, che ora va anche la rimessa profonda, quasi un calcio d'angolo, pallone che resta lì, attenzione, e c'è calcio di rigore. Piras contro Perez, va Piras e spiazza Perez per il pareggio del Castelsardo. Lo chiama Matteucci, contropiede, sono 3 contro 2, Matteucci entra in area, Matteucci subito col portiere, Matteucci! E chi se non il talento argentino a riacciuffare la partita. Matteucci fa 2-1 per il Coghinas. Radovanovic con il piatto destro mette giù Dukar, calcio di rigore per il Coghinas con le braccia alte. Dukar, freddo come un iceberg, l'attaccante con la maglia numero 21 porta a 3 le marcature, ma sembra aver dato quella strattonata in questa partita. Attenzione a Dukar che recupera ancora il pallone, Dukar, Moroni esce, Dukar è lì, la mette in mezzo, poteva forse cercare lo specchio di porta, poi Matteucci, neanche il tempo di festeggiare per il rigore trasformato da Dukar, che ci pensa Matteucci. Galante scanneriza la di rigore, pallone che resta fuori, poi Piras, buono il numero sulla fascia destra, Piras la mette in mezzo e c'è il gol da parte del Castelsardo con Nieddu. 4-2 per il Coghinas, ma al 26esimo si rifà sotto il Castelsardo attraverso l'area di rigore, che è finito già dalla parte opposta. Radovanovic, mismatch ancora con Manconi, Burrelli lascia poi per Seu, può concludere la rete Seu, e sono 5 le marcature del Coghinas, proprio lui il nuovo entrato Roberto Seu, e arriva sul 45esimo il triplice fischio del signor Truocchio nella sezione di Sassari a sancire la vittoria del Coghinas per 5-2.